Buonasera a tutti, bentornati nei nostri studi per l'approfondimento serale. La sanità ligure e il piano socio-sanitario saranno protagonisti di questo approfondimento. Lo facciamo con i nostri ospiti in studio, che saluto. È con grande piacere che ospitiamo questa sera l'assessore regionale alla sanità Angelo Grattarola. Benvenuto. Buonasera. La prima volta che ci viene a trovare, possiamo così con lui affrontare i tanti temi che riguardano la sanità, e come avete visto con lui c'è Paolo Petralia, direttore generale di ASL 4. Buonasera. Buonasera e bentornato anche a lei. Allora, piano sociosanitario 2023-25 che viene presentato sui territori. In questi giorni se ne è parlato anche a Chiavari nell'assemblea dei sindaci del territorio. Allora partirei subito dall'assessore Grattarola per dare così un quadro di questo piano sociosanitario che viene appunto presentato, quali sono i dettagli, le novità che nelle scorse settimane già un pochino abbiamo enunciato, però andiamo proprio nel dettaglio di quelli che sono i particolari di questo documento. Allora, il piano sociosanitario regionale, che è appunto a valenza 23-25, che in questo momento è al vaglio del Ministero della Sanità, proprio in occasione di un convegno l'altro giorno a Rapallo, il Ministro è intervenuto in diretta, ha detto che nei prossimi giorni gli uffici del Ministero interloquiranno con i nostri per arrivare alla validazione, alla valutazione, eventualmente con qualche prescrizione o cambiamento rispetto al progetto originario. Nel frattempo noi stiamo facendo due cose: una è quella di portare sul territorio, e abbiamo proprio cominciato dall'Assemblea dei Sindaci dell'ASL 4 e poi completeremo con le altre ASL, e poi abbiamo fatto una descrizione, illustrazione del piano alla seconda commissione sanità, che è competente per materia, per portare poi il documento finale al Consiglio regionale, dove dovrebbe poi essere votato. Il piano sociosanitario, è un documento programmatico che rappresenta tutto quello che la nostra sanità deve e dovrà fare da oggi ai prossimi anni, ma non entra nel dettaglio specifico di quello che avviene su un territorio, perché come se ci fossero dei veri decreti attuativi che sono i piani organizzativi aziendali, cioè i POA, che sono invece documento che viene stilato dal direttore generale della ASL o dell'ospedale, e quello è il manuale preciso e puntuale di come funziona l'ospedale o la ASL nel dettaglio. Nel piano sociosanitario regionale vi sono invece le indicazioni più grandi, i capitoli più grandi, e si muove questo fondamentalmente basato su due grandi direttrici. La prima guarda il territorio, la seconda l'assetto ospedaliero. Il territorio, per la prima volta, devo dire, io non mi ricordo dal 78 in poi, dalla nascita del servizio sanitario come lo conosciamo, di avere mai avuto un tentativo di organizzazione di così grande livello come quello che ci avviciniamo a fare attraverso anche le tante risorse del piano di ripresa e resilienza, per ciò che attiene la nascita delle case di comunità, degli ospedali di comunità e delle centrali operative territoriali, con tutto quello che poi concerne. Prima si è sempre parlato di territorio, ma in realtà era così una voce che si perdeva nel vuoto, perché l'integrazione non aveva strumenti economici sufficientemente potenti per potenziare davvero il territorio stesso. Oggi credo che sia l'occasione, e non dobbiamo farcela scappare, di portare sul territorio molte attività che noi oggi anche impropriamente abbiamo all'interno degli ospedali, e avendole all'interno degli ospedali, gli ospedali sono soffocati, sono in qualche modo sovraccaricati di funzioni, e chiaramente vi è difficoltà in termini di gestione dei posti letto, di sovraccarico dei pronto soccorso e via di questo passo. Le case di comunità rappresentano la vera grande svolta, perché sarà un luogo, sono 32 in tutta la regione, e sono luoghi dove non solo i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, ma anche specialisti di varie materie troveranno lì la loro casa comune, laddove potranno quindi svolgere la loro attività, anche utilizzando della diagnostica di base,
a supporto dell'attività clinica propriamente detta, e il cittadino lì troverà diciamo, il modo per risolvere gran parte delle necessità sanitarie che sono di fatto, per fortuna, sempre di media e bassa complessità. Le parti più acute, più urgenti, più grandi rimarranno in capo agli ospedali. Ecco, immagino ci saranno strutture, ospedali già esistenti che saranno in qualche modo riqualificati, ristrutturati, e altre strutture che saranno nuove. In questo il piano individua già che cosa bisogna fare, o è rimandato poi al, non so, 2026, insomma, quando? Il piano lo ha già fatto, e le case di comunità, le centrali operative, gli ospedali di comunità sono già identificate attraverso appunto tutta una serie di progetti, e siamo abbastanza avanti. Siamo cioè, in alcuni casi erano piccoli interventi da fare, sono addirittura già terminati. Negli altri casi ci sarà diciamo così, il progetto definitivo, l'affidamento dei lavori, e alcune sono strutture già esistenti, cioè ospedali o aree già dedicate alla sanità, che vengono riconvertite a questo tipo di attività. Quindi voglio dire, l'insieme diciamo, di questi elementi fa sì di avere a disposizione su tutto il territorio regionale una messe di strumenti e di strutture davvero importanti. Tra lì qui sul territorio della ASL 4 questo piano, questa appunto identificazione di strutture nuove e altre invece da ristrutturare, come appunto poi si declina sulle realtà che sono qui presenti? Beh, noi abbiamo nei mesi scorsi, all'interno di una sperimentazione che ormai conosciamo abbastanza bene, l'abbiamo condivisa nel tempo e applicata proprio come sperimentazione Tiguglio Luogo di Salute, abbiamo testato quello che potevano essere le prospettive sia a livello della costa sia a livello dell'entroterra, entro le quali costruire poi i servizi stabili. E oggi quindi la progettazione delle strutture, delle case di comunità, degli ospedali di comunità, delle COT, avviene proprio all'interno di questo disegno complessivo, che ovviamente si riferisce al piano come sua linea di indirizzo, come sua linea di contorno, perimetro, e cerca di declinarlo nella maniera più precipua e specifica possibile. Avremo all'interno dei 3 grandi plessi ospedalieri di Lavagna, di Sestri Levante e di Rapallo le funzioni ospedaliere, in una logica di ospedale unico funzionale, strutturalmente appunto articolato in 3 sedi. Ma all'interno dei plessi di Rapallo e di Sestri ospiteremo anche la casa di comunità, l'ospedale di comunità e la COT. A Chiavari, ex ospedale, aggiungeremo la terza casa di comunità, e il terzo ospedale di comunità e la terza COT. Ecco, questo ci permetterà di avere sui distretti dell'ASL e sui vari territori tutte le funzioni sia ospedaliere, naturalmente quella di Lavagna, la funzione di primo livello, quella di alta intensità, e a Sestri e Rapallo quella di secondo livello, quella dedicata alle medicine specialistiche, Sestri, e alla chirurgia di media intensità, Rapallo, per poi continuare, progredire con la filiera assistenziale verso il territorio attraverso appunto questi nuovi strumenti, quali sono la casa di comunità e l'ospedale di comunità. Per arrivare infine all'entroterra, dove nei poliambulatori, già sede di servizi ASL, e penso alla Fontana Buona, penso all'Aveto, penso alla Val di Vara, Borzonasca. Ecco, in tutte queste realtà svilupperemo un'ulteriore attività di SPOC, quindi di sede periferica ma fortemente connessa e integrata con quella centrale, dove proseguire nell'erogazione dei servizi territoriali. La domanda che segue dopo il parto delle strutture è quello che riguarda le risorse, anche se si è sentito, no? Anche in queste settimane dire, anche i sindacati lo mettono spesso in luce, dire ma ci sono i soldi per poter realizzare poi queste strutture anche nuove, i lavori che ci sono da fare, si parla di PNRR, naturalmente questo è un passaggio fondamentale, forse anche unico naturalmente, però appunto come possiamo spiegare questo aspetto? Ci sono i soldi, sono sufficienti, si aspetta, oppure i prossimi anni, insomma? Ma allora, il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza ha finanziato tutte queste strutture che abbiamo detto, e non finanzia invece la parte di spesa corrente, che invece è denaro necessario per pagare il personale, no?
personale che peraltro un po' manca, indipendentemente da quello che stiamo dicendo in termini di ripresa del territorio, manca perché lo sappiamo, l'abbiamo detto in tanti modi, vi è un po' di crisi, però voglio dire, non c'è, ma non è escluso che ci sia nei prossimi anni perché è mutato. Questo è un periodo di passaggio perché durante il Covid le borse finanziate dal Ministero per le scuole di specializzazione sono prepotentemente aumentate, quindi di qui a qualche anno noi ci dobbiamo aspettare sicuramente un numero molto più grande. Il nostro compito è quello di indirizzare adesso un pochino il lavoro dei neospecialisti in modo tale da favorire diciamo così, la colonizzazione di quelle aree che sono un pochino oggi fragili e in difficoltà in termini numerici, ma naturalmente siccome è un po' carente il personale, non è una ragione sufficiente per dire che allora non vogliamo investire sul territorio per rivoluzionare il territorio da questo punto di vista, anche perché credo che questa sia una occasione unica e credo anche irripetibile che sia formata dopo il Covid, davvero di mettere mano a un territorio che era andato via via desertificato. Oggi la medicina ha bisogno di competenze, di strumenti, di strutture che siano superiori a quella che si poteva immaginare 30-40 anni fa sul territorio. Perciò direi che sul PNRR siamo abbastanza convinti di riuscire a portare a termine quanto ci è stato richiesto. Sul personale dobbiamo lavorare tutti insieme per favorire, non solo per il territorio ma anche per gli ospedali, una ripresa, un recupero soprattutto delle specialità più carenti. In ASL 4, dove c'è stata l'esperienza di vicinanza al territorio, penso a alcune campagne legate al Covid, la risposta in effetti è stata importante. Fa un po' sorridere forse che ci sia voluta, come dire, una pandemia, un'emergenza sanitaria per accorgersi proprio dell'importanza della vicinanza appunto al territorio, che è un po' quello che poi il piano porta avanti. Chiaramente è un passaggio appunto fondamentale, lei ha anche studiato questo aspetto. Certamente due parole chiave sono figlie della pandemia, la prossimità e la comunità, e non è un caso che queste parole implicano e indicano una prospettiva importante di relazione tra operatori, di relazione con i pazienti, con i caregiver, con le famiglie, con i territori. È proprio una dimensione nuova, non che sia nuova nel valore, non che sia nuova nell'invenzione, è certamente nuova nella prassi, perché noi oggi siamo chiamati davvero, occasione unica e irripetibile, concordo, a mettere a terra, a costruire questi assetti e a farlo con una partecipazione corale davvero ampia e diffusa. Quelle politiche che si definiscono tecnicamente di community building, di partecipazione attiva, proattiva da parte di tutti gli attori del territorio, noi stiamo cercando di favorirle in tutte le maniere, a partire dalla buona esperienza vissuta, buona nel senso di favorevole a questo tipo di prospettiva, durante la campagna vaccinale nell'ambito della pandemia. Perché abbiamo davvero visto come andare laddove le persone vivono e andarci con tutte le risorse possibili insieme è stata una soluzione vincente. Ecco, in questa prospettiva anche la carenza di personale può trovare una transitoria, temporanea possibile soluzione, perché è chiaro che le persone giuste servono per fare le cose bene. Oggi noi possiamo dire che possiamo in qualche modo cercare di convergere nel dare le risposte più immediate, più urgenti, utilizzando le persone che abbiamo, favorendo proprio questa logica di lavoro in comune. E lavorare insieme vuol dire non soltanto fare le case di comunità, gli ospedali di comunità, ma creare comunità organizzativa, comunità tra gli operatori, comunità nelle procedure, nelle prassi, nei contratti. Noi abbiamo medici di diverse provenienze, ben 7 contratti di lavoro che devono convergere in un'unica modalità lavorativa all'interno delle case di comunità. Ecco, anche questa è una sfida che dobbiamo insieme giocare e speriamo di vincerla. Ecco, Assessore, sulla questione appunto della carenza del personale, lei una volta diceva che siamo su una discesa che dovrebbe terminare intorno al 2025-2026, una cosa del genere. È sempre convinto, ecco, di questa affermazione? Ho visto anche alcuni operatori del settore che sono invece un pochino più preoccupati, pensano che si possa andare anche un pochino più oltre. Ci può spiegare, ecco, com'è questo quadro? Ma difficile dire adesso esattamente quale sarà il punto di caduta. Io sono sempre convinto che i prossimi 2 o 3 anni siano gli anni più complessi, perché da un lato avremo appunto da sistemare il territorio,
anche se io credo che molte delle attività che finiranno sul territorio oggi impropriamente le abbiamo in pancia agli ospedali, e quindi si tratta anche di vedere se è possibile spostare alcune attività da un luogo all'altro. Ma circa il problema ne faccio un ragionamento squisitamente numerico. Se è stato fatto un raddoppio circa delle borse di studio nel periodo Covid, proprio perché si è capito che mancavano appunto alcune figure, credo che con il 25-26 possa essere ragionevolmente la data entro la quale avremo, non dico che risolveremo il problema completamente, ma sicuramente la criticità, come la vediamo noi oggi, dove abbiamo ASL davvero in difficoltà, che si devono anche affidare a cooperative per supportare e superare il rischio di chiusura di alcune funzioni di servizi, potrebbe essere in qualche modo in quel periodo, non dico chiuso, ma rallentato o comunque contenuto. E sulla questione proprio anche lavorativa, proprio concreta, si parla di stipendi bassi, poco turnover, turni molto duri, contratti anche fermi. Qui come si può intervenire? Tutti sappiamo che una delle ragioni per le quali il mondo della sanità, soprattutto dal punto di vista medico, ma è vero anche per le professioni infermieristiche, è la scarsa appetibilità dei contratti, perché in fondo, insomma, risorse sulla sanità sono state messe non tantissime rispetto ad altri paesi che hanno investito molto di più. Se pensiamo ad esempio alla Francia, che ha quasi investito l'8% del proprio prodotto interno lordo, il 9% lo fa la Germania, noi eravamo al 7% ma siamo scesi sotto questo numero, e quindi insomma vi è sicuramente una quota di sottofinanziamento a giustificare le difficoltà anche dei rinnovi contrattuali. Il secondo problema quindi è che ci sono paesi non lontani da noi che hanno contratti molto più favorevoli, e i giovani rispetto alla mia generazione si muovono perché considerano l'Europa un paese intero e quindi non vedono frontiere, giustamente vanno a lavorare laddove la qualità del lavoro, non solo in termini economici, appare migliore. Questo è evidentissimo ad esempio nell'ambito dell'AS numero 1, che ha la Francia come nazione vicina, che osmoticamente assorbe queste risorse molto buone, perché i nostri medici sono ricercati in tutto il mondo per la qualità e il livello di formazione, sono pagati di più, i giovani medici ci vanno. L'AS 5, che è la parte diametralmente opposta della regione, lo sente di meno perché la vicinanza è per un'altra regione che è la Toscana, e quindi c'è un flusso biunivoco, un po' vanno, un po' vengono, e quindi così. Poi c'è un altro tema che chiaramente sfavorisce soprattutto i settori più critici come il pronto soccorso, le terapie intensive, che è anche il clima di lavoro. Le violenze anche solo verbali, senza arrivare alle violenze fisiche, che sono state, che si vedono e vengono segnalate un po' tutti i giorni in questi luoghi, certamente non aiuta, perché i medici dicono: io in un luogo dove devo guardarmi le spalle quando lavoro non ci sto più, e cerco di una ricollocazione da altre parti, vado a fare un lavoro dove il rischio è di meno. Ecco, l'insieme di tutte queste cose, dalla cattiva programmazione al clima di lavoro agli stipendi, sono tra le ragioni più importanti che hanno reso meno appetibile il camice bianco, e quindi questo è un argomento su cui tutti insieme dobbiamo fare una riflessione e recuperare quello che abbiamo perso. Qui in ASL 4 questa carenza di personale dove si riflette maggiormente, se ha così un'idea, dove sono magari i settori dove siete un pochino più in difficoltà? È un fenomeno generale, come si diceva, ed è un fenomeno che poi si trova collocabile in tutti i segmenti, perché la crisi motivazionale, la crisi vocazionale anche per le nuove leve, per i nuovi operatori, è presente sia nella sfera medica ma anche in quella infermieristica, soprattutto forse in quella infermieristica, dove addirittura vanno deserti i posti di ingresso alla scuola, al corso di laurea. Noi nella nostra ASL abbiamo carenza nell'area medica, tant'è vero che continuiamo ad avere bisogno di coprire dei turni in pronto soccorso con professionisti esterni. Stiamo cercando di limitarlo al meno possibile, al minor numero necessario, attraverso anche l'utilizzo degli equipollenzi, attraverso l'uso delle forme di liberi professionisti, ma ancora oggi alcuni turni nel nostro pronto soccorso di Lavagna sono coperti grazie all'appalto delle cooperative. E per quanto riguarda gli infermieri invece posso dire che grazie a uno sforzo imponente
sviluppato nel corso del 2022, dove abbiamo assunto 66 persone oltre il turnover, siamo riusciti a raggiungere con l'inizio dell'anno il livello di equilibrio rispetto al fabbisogno. Naturalmente questo è una fotografia istantanea, perché poi sono ripresi le cessazioni, le dimissioni, e quindi è chiaro che è un rincorrere costantemente la linea di galleggiamento. Per quanto riguarda gli OS, stiamo completando per lo scorrimento della graduatoria dell'ultimo concorso per sanare le posizioni precarie di persone che sono state durante questi anni prese proprio per tamponare la situazione con quelle forme flessibili di lavoro. E per quanto riguarda gli amministrativi, che come sempre sono l'ultimo anello, non di importanza ma della catena di priorità, anche se così non dovrebbe essere, restano ancora alcune posizioni da coprire, quindi surrogate con, come dire, la disponibilità e l'abnegazione dei colleghi. C'era un bando relativo anche agli infermieri, ASL 5, ASL 4, quello si risolverà a breve? Questo è un'altra cosa, e i vincitori di concorso che avevano scelto di poter avere il loro posto di lavoro a Spezia, nell'ordine della graduatoria con cui sono stati assunti, sono stati collocati temporaneamente in AS4. Da questo punto di vista deve essere fatta una procedura che si chiama di mobilità interaziendale. Questo significa che verranno spostati per mobilità a Spezia, già a cominciare dal 1° giugno, un gruppo, un altro gruppo a luglio, un altro gruppo entro agosto. Contestualmente verranno assunti nuovi infermieri in AS4 per coprire le posizioni che si scopriranno. Quindi è una sorta di spostamento, di flusso che va dalla 4 alla 5 e contemporaneamente rimpingua le posizioni nella 4. Se la situazione della carenza del personale è già in questo momento, come dire, un problema molto forte, c'è speranza che appunto poi dopo si riesca a riempire, tra virgolette, le strutture di cui abbiamo parlato prima, le case di comunità e tutti i servizi che arrivano dal piano sociosanitario e così via? Io penso di sì, noi ce la dobbiamo fare sicuramente. In primo luogo perché ho detto che alcune attività oggi impropriamente sono attività svolte dagli ospedali che negli ospedali non dovrebbero essere, quindi si tratta di muovere semplicemente, di spostare da un luogo all'altro. Però dovremo poi attingere sicuramente, se noi saremo capaci appunto di modificare quel clima lavorativo che è poi la base dove il lavoratore, qualunque esso sia, si muove. Se trova un ambiente, voglio dire, sicuro, dove va a lavorare con soddisfazione, dove non c'è un sovraccarico, dove non si rischia il burnout anche in tempi di pace, perché il burnout nel periodo Covid poteva anche essere in qualche modo fisiologico, vista l'eccezionalità del momento. Ecco, noi dobbiamo evitare, se saremo capaci di ottemperare quei 2 o 3 passaggi di cui parlavamo prima, probabilmente l'inversione di rotta noi la troveremo. No, questo è sicuramente molto importante per il futuro. Ci sono anche dei contratti che erano legati proprio alla questione Covid, lì la stabilizzazione è andata avanti, c'è ancora da fare? Questa stabilizzazione è in tutti questi riconoscimenti che erano previsti per il Covid, sono materia trattata dal Dipartimento Generale della Sanità, della dottoressa Serena, con le varie ASL, e quindi via via saranno applicate ASL per ASL, ospedale per ospedale, ma naturalmente questo verrà portato a termine, essendo peraltro un obbligo di norma. Un'altra tra le novità relative al piano sociosanitario è anche quello relativo al 118 con l'accorpamento di 2 centrali operative che passerebbero quindi da 5 a 3. Allora le richiedo ancora una volta di spiegare il disegno che sta alla base di questa scelta e che cosa accadrà appunto per la centrale, quella di Lavagna. Allora, il DM70, che è il decreto che norma appunto le strutture che ci devono essere all'interno di ASL ed ospedali, dice che il numero delle centrali per tutta la regione Liguria, stante il fatto che abbiamo 1,5 milioni di abitanti, anche se poi consideriamo la geomorfologia, l'orografia, la viabilità, ad ogni modo il numero delle centrali non può essere superiore a 3. Faccio sempre riferimento a una grande regione come la Lombardia, che a fronte di 10 milioni di abitanti ne ha 4. Noi in questo momento ne abbiamo 5 e dobbiamo scendere a 3, e quindi pare abbastanza, voglio dire, normale pensare di avere una centrale, diciamo, di Genova, una centrale a Levante e una centrale a Ponente. La centrale di Ponente non si è ancora stabilito dove posizionarla. Tenete presente che le centrali operative sono dei luoghi dove gli operatori, medico, l'infermiere, i tecnici,
opportunamente formati prendono in carica una chiamata, la localizzano, stabiliscono il mezzo idoneo da mandare, seguono tutto il processo fino a che il paziente non è stato ricoverato nell'ospedale più appropriato. Non è un luogo sanitario con i letti, può essere posizionato in qualunque luogo purché vi sia, voglio dire, l'organizzazione, la cablatura, la parte telefonica, la parte informatica, e quindi la scelta del ponente sarà quella di metterla nella posizione migliore che i due direttori generali e l'assessorato, naturalmente la direzione generale parteciperà a questo tipo di scelta, si stabilirà. Per ciò che attiene invece la parte del Levante, le interlocuzioni che si sono avute con tutti i territori hanno sempre mostrato la tendenza della zona della ASL 4 di considerarsi, nonostante la piena autonomia in termini di ASL, per alcune attività, tra le quali queste, il fatto di sentirsi territorio genovese. Peraltro fa parte della vecchia provincia, insistono sulla stessa prefettura, e quindi questo è un altro aspetto importante. Quindi la centrale di Lavagna orbiterà naturalmente su quella di Genova, la più grande, che comprenderà quindi la risposta e la presa in carico dei cittadini che vanno da Moneglia fino a Cogoleto, che sono i due estremi della provincia. E poi ci sarà invece una centrale operativa per la Spezia. Al di là del Bracco c'è questo territorio che confina con la Toscana e che con la Toscana anche in termini emergenziali ha. Per ciò che attiene l'assetto emergenziale, c'è per Levante un'altra novità. Noi stiamo lavorando per portare il terzo velivolo, cioè il terzo elicottero, verosimilmente a Luni. Sono in atto interlocuzioni con i ministeri dei trasporti, infrastrutture e con il Ministero della Difesa per portare a Luni il terzo elicottero, in modo tale da avere 3 velivoli, uno a Levante, uno a Ponente e uno al centro, quello di Ponente con il volo notturno, e quindi una maggiore copertura in termini emergenziali di tutta la regione. Mi pare un importante tassello che potenzia il settore dell'emergenza, che è comunque un settore che funziona e funziona molto bene in Liguria. Sulla questione del 118, quindi nella concretezza poi di fatto rimane la struttura, come dire, operativa delle ambulanze che vanno sui territori, si tratterebbe di spostare la parte telefonica, questo va nella sintesi. Questo va da sé. Esatto. Le ambulanze, le automediche saranno le stesse identiche che ci sono adesso, che però al posto di essere in qualche modo organizzate dalla centrale autonoma di Lavagna saranno organizzate da quella di Genova. Se noi chiedessimo a un cittadino del Tigullio, se, a parte per via telefonica, se è mai entrato all'interno di una centrale operativa, non saprebbe dire forse nemmeno dove è posizionata. Quindi quello che conta è ciò che c'è sul terreno, cioè quali servizi vengono forniti una volta che il cittadino è stato ha chiamato il 118 e il 118 si è preso carico di lui. Anzi, aggiungo che anche in questa zona porteremo sicuramente, diciamo, a potenziare quello che già si fa nel periodo turistico, ma porteremo l'auto infermierizzata non a sostituire le automediche ma a affiancare le automediche, e quindi creeremo l'auto infermierizzata come strumento ulteriore di potenziamento dell'emergenza sul territorio, non solo nei periodi turistici, cosa che il Tigullio aveva già autonomamente precorrendo i tempi probabilmente, ma lo faremo anche nel resto della giornata dell'anno. Partiremo anche in zone dove non ce l'hanno mai avuto, che è la Val Bormida, che è una valle lunga e che ha delle necessità in questo senso. Mi pare un buon modo di affrontare il sistema dell'emergenza, utilizzando le risorse che abbiamo e mettendo a frutto anche esperienze di altre regioni che avevano già sperimentato prima di noi. Questa novità partenza quando? Questa novità nel senso che il potenziamento di India, che così si chiama, sì, l'auto infermierizzata, e avverrà dopo l'estate, perché noi partiremo, come tradizione è, col 1° giugno per la copertura del periodo turistico, ma poi quando arriveremo a settembre non interromperemo ma proseguiremo secondo la modalità e la forma complessiva regionale che si sta dando a questo servizio per la regione, certamente di arricchimento nelle risposte d'emergenza, urgenza. Posso rispondere anche lei sulla questione appunto accorpamento 118, perché lei conosce il territorio e sa che ci sono state anche appunto lamentele o comunque perplessità?
Certamente c'era la preoccupazione, direi, di garantire il servizio, e il servizio è garantito, anzi è implementato, perché stiamo dicendo che da un solo non cambierà nulla con la dislocazione in un'altra sede del servizio di risposta telefonica, ma semmai i servizi invece sul terreno aumenteranno grazie a India, cioè all'auto infermierizzata, aumenteranno grazie a un miglior coordinamento e potenziamento della guardia estiva pediatrica, che già anche questa negli anni scorsi era presente sul territorio del Tigullio e che noi vogliamo coordinare meglio e ampliare come servizio. Aumenterà con una capacità sempre più fine di intervenire nel miglioramento delle risposte anche del pronto soccorso durante il periodo della maggior affluenza turistica, e quindi come l'anno scorso, come la scorsa estate, aumenteremo il numero dei letti, ma miglioreremo anche i percorsi di fast track, quindi di accesso veloce e diviso rispetto ai problemi che si hanno in pronto soccorso, cercando di mantenere l'approccio di umanizzazione e accoglienza nelle cure che ci ha visto mettere a disposizione un educatore professionale per facilitare la comunicazione e con lui altri strumenti proprio per sopperire a quel momento di criticità e di mancanza di relazioni magari con i familiari, che sappiamo bene essere necessario in una fase acuta e in una fase anche potenzialmente critica nell'erogazione delle cure. E quindi da questo punto di vista faremo di tutto e di più per cercare di colmare questo gap e di tenere il più vicino possibile i familiari con i loro cari. Assessore, e il coinvolgimento anche di medici di medicina generale che accennava all'inizio, ecco, come avviene loro, anche che risposta stanno dando in questo momento? Ma non c'è ancora stata una norma precisa in termini di contratto, però parlando con i medici di medicina generale si coglie un sentito, una volontà di partecipare attivamente, perché si rendono conto di essere, voglio dire, la parte importantissima del territorio da cui provengono, e quindi già molti, diciamo, interlocuzioni sono in atto con loro, e peraltro vi era già l'indicazione per i medici di medicina generale di unirsi attraverso le aggregazioni territoriali funzionali, che servono in qualche modo a mettere a fattor comune l'attività dei singoli medici. E se voglio dire, nelle case di comunità i medici di famiglia saranno lì a svolgere la propria attività, e tolta quella parte, diciamo, di non competenza medica, che è spesso la parte burocratica che affligge questi colleghi, e la possibilità di avere anche un po' di diagnostica potenzia e libera anche le mani dei medici di famiglia, che tornerebbero finalmente a fare davvero il loro lavoro, che da tanti anni in qualche modo richiedono e reclamano. E questo mi pare un aspetto importante. Dovremmo forse superare quel concetto a noi tanto caro, che è il concetto del mio medico, cioè di un rapporto importantissimo, personale, che in questo momento forse facciamo più fatica a poter garantire e mantenere, ma all'interno della casa di comunità troveremo un medico, troveremo cioè, peraltro, troviamo un medico anche quando andiamo al pronto soccorso, non è che lo scegliamo, troviamo chi è di turno. Lì potrebbe essere la stessa cosa, ma almeno troviamo un medico che ci prende in carico, si prende cura dei nostri bisogni e ci indirizza. Naturalmente queste sono le case di comunità hub, poi anche il singolo medico di famiglia rappresenta una sorta di casa di comunità spoke, cioè rappresenta un punto d'accesso di questa rete territoriale delle cure, all'interno del quale, una volta che il paziente ha bucato questa rete ed è entrato, può in qualche modo percorrere tutte le strade necessarie fino alla risoluzione del suo bisogno. E sono proprio le centrali operative territoriali che hanno lo scopo, come back office, di prendersi carico di tutti i bisogni del cittadino. Avremo cioè due grandi pilastri: da un lato il 112-118 per tutto ciò che è urgente e emergente, e dall'altro lato avremo un altro numero che stiamo facendo partire in questo momento, che si chiama 116-117, che è l'altro numero che in qualche modo coordina l'attività, poi in qualche modo si lega alle centrali operative territoriali, alle case di comunità e agli ospedali di comunità, e quindi rappresenta il secondo elemento per le patologie non urgenti, diciamo quelle più semplici o quelle croniche. Petralia? Beh, tutto questo stiamo cercando di declinarlo sul territorio della ASL 4
all'insegna di quel laboratorio che naturalmente essa è e che con l'assessore proprio cerchiamo di declinare, no, costantemente in forme avanzate di sperimentazione. Abbiamo pensato a provare, testare come può essere questo medico di tutti, sì, il medico che si mette a disposizione non soltanto dei propri pazienti ma dell'intera comunità di chi ha bisogno, e lo stiamo facendo il sabato mattina nelle future case di comunità, ma già oggi setting operativi di erogazione di servizi di Rapallo e di Sestri, dove un medico a rotazione su base volontaristica si mette a disposizione per curare i casi di bassa complessità dei pazienti indistintamente rispetto alla scelta fiduciaria del medico che hanno fatto. Ma questo si diceva non soltanto nelle case hub, nelle case di comunità hub. Stiamo lavorando per dei progetti di integrazione nell'entroterra insieme ai medici di famiglia, insieme agli infermieri di famiglia e comunità, gli IFEC, insieme alle farmacie, insieme agli attori del territorio, alle parrocchie, i sindaci, per costruire quella rete territoriale locale e nell'entroterra, quindi nei territori maggiormente disagiati rispetto all'accesso ai servizi, per costruire quella sanità di prossimità che si diceva. E lo stiamo facendo a partire da un livello più dettagliato possibile, quello dello studio del medico, per arrivare ai punti salute, quelli che noi oggi conosciamo come le piastre ambulatoriali, dall'ospedaletto di Cicagna ai poliambulatori delle varie fasce dell'entroterra, fino alle case costiere hub, con l'aggiunta di un servizio innovativo figlio della pandemia che è l'ambulatorio mobile. Noi abbiamo creato Gulliver, che ha accompagnato la campagna vaccinale in tutti i territori, fino nella più sperduta frazione al domicilio delle persone. Avremo un secondo Gulliver che siamo riusciti ad ottenere grazie a un finanziamento nazionale, un bando del PNRR, che ci permetterà di acquisire e attrezzare un secondo camper mobile a disposizione della Val Fontana Buona, e lì questo camper con l'infermiere di famiglia e comunità porterà prestazioni di salute vicino alle persone, quelle naturalmente adeguate, appropriate a una prestazione erogabile in quel contesto, ma certamente vicina alle persone. Quindi camper, medici di famiglia, ospedaletti o piastre ambulatoriali, case di comunità hub. Tutta questa rete, questo network insieme a tutti gli attori per dare risposte di salute nel punto giusto a tutte le persone. Che lei sappia, anche tra i medici di medicina generale si sente questa problematica legata un po' alla crisi del momento vocazionale o, come diceva prima, anche legata a tante questioni che tolgono tempo poi alla visita vera e propria, agli aspetti burocratici. Si sente, c'è qualcosa che la Regione può fare o è tutto demandato a livello nazionale? Certamente il contratto dovrà normare e dire la sua, non vi è dubbio, però parlando con i colleghi medici di medicina generale, da tanto tempo si sente questo lamento, che è quello di dire: noi non facciamo i medici perché siamo oberati di tutta una serie di attività di tipo appunto amministrativo e che tolgono tempo alla parte medica propriamente detta. Io penso che questo che abbiamo detto pochi minuti fa come approccio nuovo e che in qualche modo toglie ai medici tutti gli aspetti, o comunque li riduce al minimo, gli aspetti più squisitamente amministrativi, renderà finalmente libero il medico di famiglia di fare il proprio lavoro. È una figura, il medico di famiglia, da cui non si può prescindere, è troppo importante sul territorio perché ha la conoscenza, ha il polso della situazione di ogni singolo paziente e quindi è in grado di rappresentare, di portare al centro davvero una fetta, una parte della sanità territoriale senza la quale quindi noi non possiamo sopravvivere. Il rischio è poi quello appunto di cercare risposte in modo improprio negli ospedali, nei pronto soccorso, affollandoli e quindi generando quello che è l'overcrowding ospedaliero che tutti tristemente conosciamo. Un importante ruolo potrebbero averlo anche gli ospedali di comunità. Queste strutture a moduli di 20 letti sono strutture che hanno una duplice funzione. Da un lato funzionare come filtro. Il medico di famiglia potrebbe intercettare un malato che per esempio non ha una patologia tale da necessitare un ricovero all'interno di un ospedale propriamente detto, ma ha una situazione clinica ma anche di tipo sociale e sociosanitaria
per cui a casa non riesce a svolgere diciamo così, a fare la terapia o essere accudito dal punto di vista infermieristico, e allora ecco che l'ospedale di comunità può essere un ottimo filtro per evitare da un lato che il malato appunto stia a casa impropriamente o impropriamente possa finire nell'ospedale. Al contrario, può fare anche un'altra funzione, cioè funzionare da spugna di assorbimento di quei malati che hanno terminato la fase più acuta negli ospedali ma non sono ancora pronti per le fragilità sociali ma anche sanitarie o sociosanitarie di ritornare al proprio domicilio, e allora hanno bisogno ancora di qualche giorno all'interno di questi ospedali di comunità. Credo che sia una buona quota intermedia di letti capace da un lato di frenare l'afflusso verso l'ospedale, di assorbire, liberare posti letto per gli ospedali per acuti. Un altro tema delicato è quello delle liste d'attesa. Come siamo messi in questo momento? Si sta recuperando un po' il terreno perduto? Che quadro ha, ecco, della situazione? Allora, le liste d'attesa sono una piaga nazionale che certamente sono cresciute nel periodo Covid, perché gli ospedali, i territori hanno funzionato solo per curare, per gestire una tipologia solo di pazienti, e gli ospedali, le strutture hanno praticamente lavorato per il Covid e sono riusciti a dare risposte per le patologie tempo-dipendenti e per le neoplasie. Questo è stato un po' quello che è stato fatto in questi 2 anni e mezzo circa. Le liste d'attesa sono perciò cresciute per quelle patologie meno urgenti ma che comunque necessitano di una risposta da parte delle istituzioni, sia in termini di diagnostica per immagini ma anche per le prime visite. Allora, l'anno scorso per esempio la Regione ha messo 9 milioni di euro per cercare di abbattere le liste d'attesa e ha fatto sicuramente qualche cosa di positivo, ma non è certamente bastato. Non è bastato intanto perché gli ospedali hanno in qualche modo dopo il Covid, nonostante tutto, regimi e ranghi ridotti, perché meno personale rispetto a prima vuol dire meno capacità di risposta. Ma dall'altra vi è un problema che va in qualche modo affrontato con serietà, che è quello della domanda. Cioè noi potremmo aumentare a dismisura l'offerta, ma la domanda crescerebbe sempre di più, a volte è una domanda generata dall'aumento dell'offerta. Allora noi dobbiamo lavorare seriamente affinché vi sia maggiore appropriatezza nelle esecuzioni. E infatti è stato aperto un tavolo in Alisa con l'aiuto dei medici di medicina generale per cercare di essere il più appropriati possibili. Cercheremo di fare qualche cosa anche in termini informatici, mettendo all'interno dei sistemi di prenotazione una serie di indicazioni, di aiuti anche ai prescrittori, che siano ospedalieri o territoriali, affinché appunto anche loro possano essere più appropriati quando fanno una richiesta e poter rispondere in maniera sicuramente più puntuale e precisa anche ai cittadini che spesso, diciamocelo, ogni tanto chiedono anche cose che non dovrebbero essere chieste, almeno non con quelle tempistiche. Sì, ce ne parlava quando ci siamo visti nel suo ufficio sull'inappropriatezza proprio delle richieste, è ancora una percentuale quindi elevata. Guarda, non è un dato che do io, è un dato nazionale. Il 30% circa delle prestazioni che vengono erogate in termini di diagnostica soprattutto sono da considerarsi inappropriate, anche solo nelle tempistiche. Se una persona fa una colonscopia e scopre di avere un polipo piano e viene asportato, e poi il gastroenterologo dice che la data successiva è ad esempio 3 anni, 5 anni, chiederla prima in assenza di cambiamenti clinici o senza che vi sia la positività allo screening al sanguinamento al colon retto è improprio, e allora tutto questo non fa altro che aumentare la domanda alla quale si fa fatica a dare una risposta reale anche se aumentiamo l'offerta a dismisura. Petralia. Ecco, credo che vada anche aggiunto un dato di realtà, parlando di territorio locale, quindi di AS4, per restituire consapevolezza ai nostri cittadini. E noi come sempre ci riferiamo al 2019 come anno di paragone rispetto a una pseudo-normalità, diciamo a un indicatore di riferimento di una situazione pre-pandemica, comunque non condizionato dal fenomeno straordinario della pandemia. Ecco, noi nel 2021 e nel 2022, qui in AS4, abbiamo recuperato
un 12-15% in ciascuno dei 2 anni, per dare praticamente il raggiungimento del livello della produzione, quindi dell'erogazione di attività del 2019 all'inizio del 2023. Come a dire, siamo ritornati a fare la quantità di cose che facevamo prima. E questo lo dico per dare appunto consapevolezza al fatto che se continua a esserci attesa è perché continua ad aumentare la domanda. E questa domanda bisogna capire se davvero genera un'attesa, quanto invece magari una semplice prenotazione. Se io devo fare il tagliando alla macchina e lo devo fare fra un anno, non sono in lista d'attesa. Ho prenotato il tagliando fra un anno, perché quella è la scadenza giusta in cui fare, come diceva adesso l'assessore, quella prestazione. Ecco, io questo lo voglio dire anche per evidenziare il grande sforzo, la grande abnegazione dei nostri operatori, che senza un giorno di riposo dopo la pandemia, da eroi sono diventati oggi vittime di un sistema nel quale viene sempre chiesto qualcosa in più. E sono sempre gli stessi che prima hanno coperto, diciamo così, il periodo emergenziale, poi hanno cambiato semplicemente camice, non più lo scafandro ma il camice ordinario, e si sono rimessi di nuovo di buona lena per recuperare le prestazioni perse. E adesso gli vengono imputate ancora dei ritardi rispetto a che cosa? Rispetto a una domanda che cresce costantemente. Allora dobbiamo avere questo senso di realtà, perché è pur vero che il cittadino ha diritto di ottenere la risposta che richiede, se quella prestazione però è appropriata e adeguata a quel tempo nel quale viene richiesta. C'è proprio un aspetto anche di cultura, probabilmente legata ai temi della sanità, che è stato messo in luce anche da questi anni di emergenza sanitaria. C'è qualcosa che si può fare proprio a livello anche di formazione professionale, di studi, penso anche all'università, per cercare di migliorare sia l'aspetto formativo sia anche i numeri di cui dicevamo prima? Ma la parte formativa poi in realtà il medico la conosce quello che è la problematica, che soprattutto chi lavora all'interno degli ospedali, che sono quindi le strutture che erogano a molte di queste attività, conosce bene. Io sono convinto che noi dovremmo fare insieme a tutti i cittadini un'opera di ripensamento di che cos'è il nostro servizio sanitario regionale e di come richiedere le prestazioni e la fornitura di servizi. Intanto il cittadino dovrebbe recuperare un dialogo con il servizio sanitario con la S maiuscola, cioè parlare con i medici, parlare con le persone che sono titolari di questo tipo di attività, e non affidarsi troppo a ciò che leggono all'interno del web, perché il web è pieno di tutto ma anche del suo contrario, e bisogna avere cultura per discernere ciò che è vero e ciò che lo è di meno. Allora è chiaro che dobbiamo avere un interlocutore che sia un interlocutore credibile, e l'unico interlocutore credibile è colui che fa la scienza, e la scienza è una disciplina non democratica, perché le cose funzionano in un certo modo, la fisiologia dell'uomo funziona così, e anche le malattie, quindi bisogna parlare con le persone che questo lavoro lo fanno, non andarsi a cercare delle risposte, spesso quelle che vogliamo, all'interno del web. Quindi la cultura la si fa, diciamo, rifacendo un pochino la formazione, ma riportando al servizio sanitario, ai medici, agli infermieri, ai tecnici, ai sanitari in senso lato, la titolarità di chi deve dare delle risposte. Il resto rischia di essere assolutamente un'opinione, e lei sa che nel mondo scientifico l'opinione non conta nulla. Bisognerebbe aggiungere nelle scuole l'educazione sanitaria, cioè l'educazione civica, l'educazione sanitaria. La mia generazione l'educazione civica era una materia che si cominciava dalle elementari e la si portava avanti, cioè si spiegava a un cittadino come ci si doveva comportare. Poi è sparita dai nostri programmi, pensando di poterla surrogare in altra maniera, no? Dando un po' di libertà, di cultura all'interno oggi del web. Ma questo non basta. Visto che ci avviciniamo alla conclusione, volevo chiedere al dottor Petralia un quadro sul nostro territorio di ASL 4, un piccolo spazio dedicato agli ospedali del nostro territorio, com'è la situazione, qual è un po' il futuro dei 3 grandi plessi, partendo da Sestri, Lavagna e Rapallo. Sì, dicevamo un grande e unico ospedale del Tigullio, naturalmente dal punto di vista funzionale, perché gli stabilimenti ospedalieri sono 3. Lavagna è la sede del DEA, è l'ospedale di alta intensità di cura, sarà potenziato. Su Lavagna abbiamo un piano di potenziamento molto ambizioso che impegna 12 milioni di euro, erano 9,5
quando siamo partiti 1 anno e mezzo fa, e sono cresciuti proprio perché è cresciuta l'aspettativa e anche la necessità di fare un lavoro fino in fondo compiuto. Sono 6 azioni e avremo una nuova sala operatoria, una nuova piastra endoscopica, un nuovo reparto di degenza, l'eliporto sul tetto dell'ospedale, tutta la zona di esterni rifatta anche a misura d'uomo, ma soprattutto un nuovo pronto soccorso e area di emergenza adeguato a quelli che sono i flussi, i volumi di attività, ma anche alla dignità delle persone che vi lavorano e vi vengono accolte. Questa fase di progettazione è agli sgoccioli. Noi contiamo entro l'estate di avere la probabilità del progetto e quindi l'affidamento, e a questo punto entro l'inizio dell'anno venturo la possibilità di cantierare l'opera, che dovrebbe durare 3 anni, e quindi nei tempi previsti entro il 2026 arrivare a collaudo e piena funzionalità. Non è un tutto e subito, sarà un lavoro per lotti e in funzioni successive, quindi lo vedremo crescere progressivamente, anche con delle fasi transitorie e con delle situazioni tampone che richiedono pazienza e comprensione naturalmente per quelli che saranno le necessità di componimento delle cose. I 2 ospedali distrettuali, Sestri Levante e Rapallo, sono altrettanto fondamentali nella logica delle cure mediche, Sestri, e chirurgiche, Rapallo. Abbiamo cioè concentrato la media e bassa intensità di cura e complessità assistenziale di un tipo e dell'altro nei 2 stabilimenti ospedalieri. A Sestri avremo, come abbiamo, quindi tutte le attività che già ci sono, potenziate ulteriormente, perché lì aggiungeremo, come dicevo, anche l'ospedale di comunità, la casa di comunità e la COT. Dalla parte di Rapallo avremo non soltanto la chirurgia weak surgery e di media intensità, e non soltanto la riabilitazione che già c'è, ma anche e soprattutto il polo protesico, quella grande iniziativa anche di collaborazione metropolitana che stiamo vivendo ormai da 1 anno e mezzo a questa parte, ma sulla quale certamente ci sarà occasione di dire meglio e più diffusamente. Questi due grandi prospettive, traiettorie di specificazione, nulla tolgono al fatto che questi ospedali devono garantire le cure base, diciamo così, a livello del distretto in cui insistono. E quindi abbiamo una medicina anche a Rapallo, abbiamo le attività di base in tutti e 2 i plessi ospedalieri, per poter garantire le funzioni in autonomia e senza spostamenti inadeguati di malati da un ospedale all'altro. A Sestri Levante, concludo, abbiamo ancora quel reparto che oggi chiamiamo interpandemico, che ci ha permesso di non chiudere l'ospedale ma di funzionare in parallelo durante tutto il periodo Covid, dove noi oggi sostanzialmente teniamo un'area infettivologica, quindi malati che hanno bisogno di essere isolati, di essere gestiti in parallelo alla gestione ordinaria dell'ospedale, ma che non causano appunto l'interruzione delle altre attività o dei servizi ordinari appunto dell'ospedale stesso. In conclusione, un'ultima domanda all'assessore Grattarola, proprio relativa a quest'ultima cosa che stava dicendo Petralia. Non ne parliamo più della situazione legata al Covid, però appunto c'è. Allora le volevo chiedere com'è la situazione in questo momento, pazienti, che cosa sta accadendo? Ma i numeri sono sicuramente bassi, anche se la circolazione virale c'è. E dobbiamo pensare che c'è e ci sarà, ma come c'è e ci sarà per altre patologie virali. Dobbiamo pensare che è un po' come la sindrome influenzale stagionale, noi dovremmo fare un richiamo vaccinale, non parliamo più di 4ª, 5ª, 6ª, 20ª dose, ma parliamo di un richiamo vaccinale stagionale che sarà per il Covid e per l'influenza, che si potrà fare in un'unica giornata, cioè 2 somministrazioni, almeno per ora sono ancora 2 somministrazioni nella stessa giornata, e questo è lo strumento più importante che ha dimostrato di avere trasformato questa malattia da quello che era i primi mesi del 2020 a qualcosa di completamente diverso con il quale noi conviviamo. Ecco, poi naturalmente questo non significa che all'interno degli ospedali dobbiamo essere, troppo precipitosi nel togliere alcuni provvedimenti, ad esempio l'uso delle mascherine in presenza dei malati, perché oggi dire che un malato sia fragile o non fragile, un malato è di per sé fragile, e quindi dobbiamo utilizzare la mascherina. D'altro conto ricordatevi che nelle sale operatorie le mascherine si usano sempre, si usavano e si useranno, e quindi anche all'interno degli ospedali
bisogna proteggere e proteggersi dalla, diciamo così, dalla circolazione virale in presenza dei malati, chiaramente non nelle zone di interconnessione, nelle zone libere, nelle parti, ecco, questo no, e quindi un po' di attenzione da questo punto di vista. Direi che la combinazione tra vaccinazione da un lato, attenzione particolare nell'ambito ospedaliero possa essere la ricetta giusta. In fondo dall'utilizzo di questo approccio è quello che ci ha permesso di fatto di arrivare ad oggi ad essere liberi, direi tanto quanto lo eravamo nel 2019. Bene, grazie Assessore per essere stato con noi e aver risposto alle nostre domande. Grazie mille, grazie anche al Direttore Generale di ASL 4 Paolo Petralia. Grazie. Bene, abbiamo così fatto un ampio volo sulle principali tematiche della sanità ligure e locale. Noi con il Direttamente Su ci ritroviamo come sempre giovedì prossimo. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.